Allora, il mio compito è anche quello di presentare il professor Antonio Soligon, e noi ci conosciamo perché lavoriamo insieme per l'Auser. E il professor Soligon è nato, vive e lavora a Conegliano, è laureato in lettere, si è da sempre occupato di storia dell'arte e ha insegnato questa materia fino a pochi anni fa. E collabora con numerose testate giornalistiche, riviste, raccontando ai lettori quelle che sono le testimonianze storico-artistiche che ci rivela e ci regala il nostro territorio. Assolutamente un lavoro, no? Di fino, andare a ricostruire proprio l'identità passata per raccontarci anche qualcosa di nuovo per il presente. E ha partecipato anche ad alcune trasmissioni radiofoniche di livello locale e di livello nazionale, e ha ricevuto anche dei premi e delle menzioni. Lions Club di Conegliano gli ha conferito il premio alla cultura, e recentemente l'International Rotary, se non sbaglio, ci ha conferito una menzione d'onore a livello culturale. Numerose sono le sue pubblicazioni per quanto riguarda proprio la storia dell'arte, le opere d'arte, di cui il nostro territorio trevigiano in particolare è ricco. Se non sbaglio, la tua specializzazione proprio è nell'alto trevigiano, ecco, vi vai a ricostruire. E questa sera invece ci conduce alla scoperta di una tematica forse non nota, no, ai più. Andiamo alla scoperta di quelli che sono i volti, le personalità di alcune donne veneziane, che dovete sapere in passato la figura della donna era relegata all'interno di alcuni spazi, di alcuni ambienti, l'ambiente domestico, chiaramente quello della casa, poteva essere l'ambiente conventuale o quello dei bordelli. Ecco, le donne veneziane, tra questi tre ambienti che sembravano quasi dei percorsi canalizzati, non definiti, hanno trovato dei margini di libertà all'interno, e proprio stasera il professor Soligon ci accompagnerà a conoscere le personalità che hanno puntellato la storia di Venezia. Quindi lascio a te la parola. E vi chiedo solo una cortesia di spegnere i telefoni o abbassarli. Come vedete non abbiamo il microfono, siamo numerosissimi in sala, e quindi cerchiamo di creare un clima, ecco, di ascolto e di silenzio, e lasciare chiaramente raccontare le immagini e la voce del professor Soligon. Grazie. È una presentazione bellissima, io quasi quasi non aggiungerei niente, me ne vado a casa e ho finito là. Un'unica precisazione: io sono un letterato, sono laureato in lettere ed ho sempre insegnato lettere. Grazie di questo invito, mi è giunto molto caro e molto gradito, perché Oderzo è una città che mi piace molto e che amo in modo particolare. Quindi venire a chiacchierare di argomenti che secondo me sono appassionanti in questo contesto bellissimo è stato veramente un onore, direi proprio un onore. Allora, stasera si parla delle femmine e ci faremo anche qualche sorriso, qualche risata, perché le cose più serie si dicono sorridendo, quindi sorrideremo anche noi. Parto da una tavola di Vittore Carpaccio, le famose dame veneziane, che sono in realtà due donne sposate che attendono il ritorno dalla caccia dei loro mariti. Devo fare una premessa sulla condizione femminile dei secoli che ci hanno preceduti, partendo da una riflessione. Il concetto stesso di umanità ruota intorno all'uomo, non diciamo donnità, diciamo umanità. In altre parole, l'uomo è il piatto forte, la donna è un contorno. Si sa che il contorno a volte c'è, a volte non c'è. Non è
obbligatorio. Vi porto dentro un mito che è di sette ebraiche, ma che non è conosciuto nella nostra cultura, il mito di Lilith. Secondo questa tradizione ebraica, la prima donna non è stata Eva, creata dalla costala di Adamo, ma è stata Lilith, che Dio Padre ha plasmato nella creta esattamente come Adamo. E proprio per questo Lilith si considerava alla pari o addirittura superiore ad Adamo. Qua ve la mostro, bellissima, in un quadro inglese pre-raffaellita di fine 800. In parole povere, Lilith, quando faceva, siamo tutti adulti, posso parlare, quando faceva l'amore voleva mettersi sopra. Ad Adamo è andata bene qualche volta, poi avrebbe chiesto delle varianti e Lilith si è rifiutata. Per questo Adamo l'ha ripudiata e Lilith nella tradizione ebraica è diventata la civetta e l'alleata del serpente. Infatti vedete che il nostro pittore ce la mostra avvinghiata in un tenero abbraccio con il serpente. Ditemi? Ha messo due serpenti, due teste serpenti. No, è un unico serpente. È molto grande, è un boa costruttore, penso, ma la lezione non è sui serpenti. È interessante. Allora, nella nostra tradizione, invece, che è la tradizione cristiana, la donna può avere in sé due aspetti contraddittori. Può essere la salvezza dell'uomo e può essere la sua perdizione. Quante volte sentiamo dire che a femmina lo ha rovinato, oppure ancora le sta salvata che a femmina, per fortuna che lo ha incontrato. Da dove deriva questa doppia valenza della donna? Ricorro di nuovo ai quadri e vi mostro un tintoretto. Il peccato originale, avete riconosciuto il tema, è alle gallerie dell'Accademia, dove vediamo che il serpente ha già convinto Eva a prendere la mela e adesso Eva sta cercando di convincere Adamo che si ritrae. Vedete come Eva propone in simbiosi con il serpente la tentazione della mela. Magna Adamo, lei è Dio, non gli ha pagare il sapete per 2 centesimi. Lui, diciamocela, un pomona lo era, perché alla fine prende la mela con tutte le conseguenze che noi sappiamo. Ecco che Tintoretto sullo sfondo ci mostra Michele con la spada infuocata che caccia via Eva e caccia via Adamo. Quell'uomo le sta rovinando da che a femmina. Però può essere anche salvezza la donna nella nostra tradizione. Resto in un Tintoretto, l'Annunciazione, bellissima, è alla Scuola Grande di San Rocco. Bene. E a me piace tantissimo questa Annunciazione, è la più simpatica, secondo me, perché è l'unica Annunciazione, che io sappia, che mostra anche il nostro Marangon, mostra Giuseppe, che è già al lavoro mentre il cielo all'orizzonte si sta schiarendo. Non vi dico i commenti dei miei amici quando lo vedono intento a lavorare con la sega, ma qua non dico niente, ho amici di bassa levatura. Gabriele irrompe con gli angeli nella casa di Maria e le rivolge il più bello di tutti i saluti: Ave Maria, grazia plena. Sappiamo che Maria risponderà con Ecce ancilla Domini, ecco la serva del Signore, e per noi si aprirà la via della salvezza. Ci abbiamo mai pensato? Ave è il contrario di Eva. Ave ribalta Eva, così come il merito di Maria ribalta la colpa di Eva. E se Eva ha chiuso il ponte tra l'uomo e l'eternità, Maria, accettando l'ave di Gabriele, ha riaperto quel ponte. Quindi la donna perdizione, la donna salvazione. E comunque nella nostra cultura in tutto il mondo le donne erano considerate soggetti da tutelare. Chi li tutelava? Beh, la potestas del padre.
È vero che ci sono variazioni da luogo a luogo, un conto è la Cina, un conto è Roma, ma la sostanza è quella che abbiamo detto. La donna era oggetto di tutela, prima da parte del padre, poi da parte del marito. Com'era la vita di una donna? Allora, diciamolo subito, era meglio nascere maschio. Perché? Perché la donna era vista come una disgrazia in famiglia, in quanto per sposarsi, per sistemarsi, richiedeva una dota, non dico dote, dico dota qua in Oderzo mi capite. E la dota era una minaccia al patrimonio di famiglia che invece il maschio trasmetteva in calcolo. Questa distinzione tra maschio e femmina era importante solo dopo i 7 anni. Perché? Perché la mortalità infantile era talmente alta che non era prima dei 7 anni, l'età critica, importante essere maschio o femmina. Le possibilità di morire erano altissime. Dopo i 7 anni diventava molto importante invece il sesso. Allora, se la bambina era povera, e siamo nella maggioranza dei casi, veniva messa in genere a servire, in cambio del cibo e in cambio di una piccola paga, con la quale poi poteva aspirare a una dota e a trovare un marito. Se invece era benestante, veniva educata dalla madre in casa, in genere. L'educazione che la madre impartiva alle figlie era molto importante e troviamo numerosi trattati pedagogici che davano un aiuto alle madri in questa opera di educazione, come questo testo che vi ho segnato del 1529. Ma in realtà la madre cosa insegnava alla bimba che cresceva in casa? A pregare, a leggere, a contare e a fiare. Questa era la preparazione di una fanciulla. E le strade poi in età adulta che una donna si trovava davanti erano 3. Le abbiamo già ricordate nella presentazione. La prima, moglie, madre. La seconda, monaca. La terza, dattilografa, perché io le parolacce non le so. Indovinate perché ho detto dattilografa, ci arriviamo. Allora, aspettando nel primo caso lo sposo adatto, che di solito era deciso dal padre. I contratti nuziali venivano fatti presto, poi si aspettava la maturazione sessuale per il matrimonio vero e proprio. Ma per questo percorso di moglie e madre serviva la donna. Attenzione, per il secondo percorso serviva a sua volta la dota, ma era più leggera. Il secondo percorso era quello del monastero. La Chiesa era attentissima che le fanciulle non venissero obbligate al chiostro, però le scappatoie erano tantissime. Andate a rileggere i Promessi Sposi, di quell'acuto storico raffinatissimo che è Alessandro Manzoni, quando ci racconta la storia di Gertrude, la monaca di Monza. Nessuno le dice chiaramente tu ti devi fare monaca, ma tutto intorno a lei, cominciano fin da quando era bambina a regalarle bambole vestite da monaca, tutto intorno a lei le diceva che quella era la volontà di suo padre e non poteva sottrarsi. Ma ufficialmente nessuno le dice tu ti devi fare monaca. Allora, e se una restava nubile era una grande disgrazia, perché diventava la serva dei fratelli e aveva il pesante fardello della verginità da difendere fino alla tomba, perché il passo da donna onorata a donnaccia era brevissimo. Allora, e il terzo percorso, quello delle dattilografe, consolatevi, non serviva la dote. Andiamo avanti. Andiamo a Venezia, perché abbiamo promesso di chiacchierare delle donne della laguna. Anche a Venezia i percorsi di una donna erano 3: la casa, il convento e la scuola di dattilografia. Però, è sotto la potestas del padre marito. Ci giungono le cronache dei visitatori, dei passeggeri. Venezia era una grande città, c'erano tanti foresti. Questi visitatori, questi passeggeri che restavano stupiti dei margini di libertà che le donne veneziane avevano. Allora, per
esempio, potevano nominare i tutori dei propri figli, disponevano dei propri beni. La legge veneziana obbligava i mariti a stare distanti quando la moglie dettava il proprio testamento. Per legge non potevano essere presenti, il motivo lo intuite. E potevano, le donne veneziane, gestire attività economiche senza la tutela di un uomo. Vi faccio degli esempi. Siamo nel 1279. La Molfina, che era una fiolaria, cioè fabbricava bottiglie. Noi sappiamo che questa qua è esistita perché i colleghi maschi erano arrabbiati con lei, perché lei era una staccanovista, lavorava continuamente, non faceva ferie, lavorava di domenica, lavorava di sabato, e i colleghi maschi protestano. E da questo caso che è nato noi sappiamo dell'esistenza della nostra Molfina, che superava in laboriosità i colleghi maschi. Siamo nel 1279. E poi a me piacciono tantissimo Luriana e la Caterina, ve le faccio sorridenti, che le fea graspa distillavano. Ve le mostro sorridenti perché non era ancora arrivata la cartella di Equitalia, dopo cambiano un po' espressioni come tanti imprenditori. Ma potrei andare avanti, sapete. La Dognata, siamo nel 1300, la Dognata che fabbricava le corone del rosario, la Benvenuta che faceva le pietre per gli anelli, e poi la Schiavo, la Darpo, vetri a Murano. Adesso vi dico un nome muranese che sicuramente avete sentito: Barovier, la Lucia Barovier Galliera, famosissima, siamo nel 1400. Il doge stesso la loda perché è lei che ha inventato le perle rosette, le famose burrine. E lei, è il doge, la loda come migliore tra tutti i maestri vetrai di Murano. Ma Fioi è una femmina e quindi è una libera imprenditrice. Andiamo avanti. Potrei continuare. Merlettaie, ricamatrici, impiraresse, sapete che chi erano le impiraresse? Quelle che in Pirea Perle erano, le famose murrine, quelle che in Pirea Perle. E via, però non ho tempo fino a mezzanotte, mi pare. E quindi andiamo avanti. E ci chiediamo, ma queste donne veneziane, imprenditrici, ma da dove cavavano questa libertà? Allora, ci sono sostanzialmente tre ragioni. La prima, che la legislazione veneziana affondava le proprie radici non nel diritto germanico barbarico, ma nel diritto romano, in Giustiniano, perché le nostre lagune, quando i Longobardi sono dilagati, spaccando la nostra Italia vi parlo di 1500 anni fa, siamo nel 568, spaccando la nostra penisola in Longobardia e in Romagna, il rappresentante dell'imperatore d'Oriente, romano d'Oriente, era Ravenna, vedete bene che le nostre lagune non sono mai state invase dai barbari. E quindi in laguna le leggi continuavano a trovare come punto di riferimento le pandette, le leggi di Giustiniano. Il secondo motivo, che mestier feia Venezia gli uomini, i mercanti, e stavano via tanto. Pensate a Marco Polo, è stato via 24 anni. Non ha mandato una mail, non ha mandato una foto. E in 24 anni di assenza, chi prendeva in mano la casa? Chi prendeva in mano gli affari? La donna. Eccola qua. Un'altra, la terza ragione, la forma stessa di Venezia. Era una delle più grandi città d'Europa e una delle più cosmopolite. La densità era altissima, non aveva mura, Venezia è aperta, è l'unica città antica senza mura e mostra tutta l'apertura verso l'esterno di Venezia. Le occasioni di incontro per le donne erano tantissime, intorno ai pozzi, nei campi, le feste, e si sa che le idee crescono nel dialogo, nello scambio, non nella solitudine. La solitudine a volte ci spegne e ci uccide, mentre lo scambio ci arricchisce e le idee crescono. Queste sono le tre ragioni fondamentali che davano alle donne veneziane questi margini sorprendenti di libertà.
Allora cominciamo il primo percorso, quello della donna sposata, e comincio da un Lorenzo Lotto magnifico che è a Londra alla National Gallery e ci mostra una sposina con tanto di cuffia in testa. Sapete che Lorenzo Lotto, poverino, è stato un po' sfigato, è vissuto nel secolo di Tiziano. Tutti andavano da Tiziano perché Tiziano ti faceva più bello nei ritratti. Lotto era realistico e ti metteva col naso. Io non sarei mai andato da Lorenzo Lotto a farmi ritrarre, però è il più grande ritrattista del Cinquecento. Se per caso in soffitta avete un Lorenzo Lotto, chiamatemi, vi faccio io lo sgombero, gratis. Allora, Lorenzo Lotto ci mostra con realismo questa sposa, guardate quanto è bello questo ritratto, ma vedete che la sposa ha il suo naso aquilino, Tiziano lo avrebbe raddrizzato. E questa sposa è una nobile, Lucrezia Valer, che sposa un nobile Pesaro. Noi capiamo che è una sposa perché vedete che ha la perla, e sapete che per la legge veneziana solo le donne sposate potevano indossare perle. Quindi questa è una sposina. Ma cosa ci sta mostrando? Ci sta mostrando un disegno. Chi è questa donna nuda con un pugnale in mano? È l'antica, è la Lucrezia romana, simbolo di fedeltà coniugale. Lucrezia ci mostra Lucrezia. Qual è il mito? Donna bellissima, fedelissima al marito colaltino, viene vista dal figlio del re, un certo Superbo, forse ve lo ricordate, da Sesto Tarquinio, che se ne innamora follemente, ma sapendo che lei è onesta e fedele, pensa di averla con la violenza, penetra nella sua domus e la ricatta. O tu cedi, o io ti violento, ti ammazzo, poi prendo un tuo schiavo, ammazzo anche lui, te lo butto sul letto e vado da tuo marito a raccontare che passavo di qua, ti ho trovata a letto con uno schiavo e per vendicare l'onore di noi patrizi romani ho ammazzato ambedue. Davanti a questo ricatto, davanti alla paura che il marito possa pensare male di lei, la nostra Lucrezia cede, ma poi ci ripensa a mente serena, passata la paura, e fa così: chiama il padre, chiama il marito, racconta quello che è successo, l'ignobile ricatto al quale è stata sottoposta, e per dimostrare la sua innocenza afferra il pugnale e si uccide davanti al padre e al marito. Lucrezia è il sommo esempio di virtù coniugale e il nostro Lotto mette una frase davanti a lei affinché, seguendo l'esempio di Lucrezia, nessuna donna viva nella vergogna, e mette una viola ciocca gialla. Guardate quanto è bella, a me piace tantissimo il profumo delle viola ciocche. Perché la viola ciocca? Perché la viola ciocca è il simbolo della fedeltà coniugale, e quindi Lucrezia ci mostra la sua eroina e ci mostra il fiore, il cui profumo simboleggia la fedeltà della moglie per un marito. In altri termini, quando sono a Londra io la sintesi la faccio così, che la nostra Valeria veneziana ci mostra Lucrezia per noi, io la do soltanto a mio marito e a nessun altro. Allora, virtuosa come una viola ciocca. Le magistrature veneziane tutelavano la fedeltà coniugale con estremo rigore, e nei secoli si sono succedute più magistrature che vegliavano su questo: i signori della notte al criminal, i signori della notte al civil, nel 1500 gli esecutori sopra la bestemmia, finché non prende in mano tutto la fedeltà coniugale, il massimo degli organi di controllo, il Consiglio dei 10. Questo ci dice quanto fosse importante la fedeltà coniugale. Qual era il secondo dovere di una moglie? Fare figli. Abbiamo visto che la mortalità infantile era altissima e quindi bisognava farne tanti. E credo di essere schedato come pedofilo dalla polizia postale, perché ho cercato tutta una notte un'immagine simpatica di un bambino e credo che ormai la schedatura sia stata fatta. Ebbene, il primato sotto Mussolini, le donne dovevano fare tanti figli e il primato era di una veneziana. Se non ricordo male aveva avuto 19 figli, e lo stesso Mussolini
l'aveva premiata. Beh, quei 19 figli non sono niente se noi andiamo a vedere il record di maternità sotto la Serenissima. È di una nobile, la Magda Lucia, sposata al conte Marcello, che ha 26 figli e quindi superava di moltissimo il record mussoliniano. Qual era la posizione della Mater Familias? Vi mostro un quadro del Veronese che ci fa vedere la famiglia Coccina inginocchiata davanti alla Madonna con il bambino, a San Francesco e a San Gerolamo. Guardate questo gruppo familiare, è lei, la Mater Familias, al centro del gruppo, circondata dal marito, dai cognati, accompagnata dalla fede, la riconoscete perché è vestita di bianco con il calice, dalla speranza verde che sta pregando, dalla carità e dai suoi 8 figli. Il più piccolo è in mano alla nutrice. Questo quadro ci dice il grande prestigio di cui la Mater Familias godeva. Sullo sfondo vedete il palazzo di famiglia, il palazzo Coccina, che adesso è diventato il famoso hotel a 6, 7, 20, 30 stelle, dove si è sposato l'attore americano Clooney. È vicinissimo al ponte di Rialto, quindi lo vedete sul Canal Grande. Qual era l'altro dovere, oltre a fare figli, ad essere fedele, di una sposa e madre? Educare i figli. Vi mostro di nuovo un veronese che ritrae i conti da Porto di Vicenza. Questa è Livia da Porto e questo Iseppo. Vedete, la bambina resta con la mamma anche dopo aver superato i 7 anni di età, dicevamo l'età critica, mentre il maschietto, cresciuto con la mamma fino ai 7 anni, al compimento dei 7 anni viene affidato all'azione educatrice del genitore. La moglie e madre aveva anche altri doveri: amministrare il patrimonio di famiglia, quando il marito era via senza mandare mail e collegamenti Skype, oppure quando moriva. Per te, io in Archivio di Stato di Venezia di testamenti ne ho letti a decine. Tutti gli uomini proclamano unica esecutrice testamentaria la moglie che resterà vedova, e questo finché durerà la vita naturale della moglie. Per cui i figli diventavano, a volte anche maschi, diventavano vecchi senza poter amministrare il patrimonio, perché per testamento la madre non doveva rendere conto a nessuno di come amministrava il patrimonio di famiglia. E sti qua invece, senza poter fare niente, mi viene in mente il povero Carlo d'Inghilterra con la mamma che, insomma, ecco, un unico vincolo c'era: che non si risposasse, che restasse, dicono i testamenti, casta. Allora, dentro questo percorso di moglie e di madre troviamo tante personalità interessanti. Vi parlo solo di una, della più famosa, che è Moderata Fonte. Il suo vero nome era Modesta Pozzo de Zorzi e lo pseudonimo Moderata Fonte. Guardate che non ha le corna in testa, era la pettinatura di moda nel Cinquecento. Dovete sapere che nel Cinquecento a Venezia le donne erano tutte bionde o rosse, non nasceva una mora neanche a pagarla oro, si tingevano i capelli naturalmente e avevano questa pettinatura che a noi fa un po' ridere, ma allora era considerata molto bella. È una donna sposata, perché vedete che ha una collana di perle. Allora, Moderata Fonte è il simbolo del femminismo, è la prima femminista, ante litteram. Allora, da bambina era rimasta orfana e siccome era ricchissima, i parenti se la contendevano come cani rabbiosi, le volevano tanto bene, insomma, ecco. Allora la nonna, stanca di queste liti familiari, la mette nel convento di Santa Marta, dove la nostra ragazza cresce meravigliando tutti per la sua sapienza, per la sua memoria, rispondo a tutto, ricordo tutto con una T soltanto, perché sapete che a Venezia le doppie vanno e vengono a seconda delle ombre bevute, non è che siano mai fisse.
Ecco, ve l'ho messa con una T soltanto per rispecchiare meglio il dialetto, la lingua, la lingua veneziana, per dimostrarvi che insomma, l'ortografia la so ancora, anche se sono un VIP. Sapete cosa significa VIP? Ho vecchio di pensione. Allora, la nostra moderata fonte è l'autrice di un libro ancora oggi giustamente famoso, Il merito delle donne. Vado via veloce. E dove scrive e propone affermazioni che sembrano di ieri, eppure sono di 500 anni fa e non possono che essere di una veneziana, proprio per tutto quello che abbiamo detto prima. La donna non è inferiore, viene educata ad essere inferiore. Poi la donna, come l'uomo, ha diritto allo studio e ha diritto a un ruolo che non sia sottomesso, che non sia subalterno. Come vi dicevo, parole che sembrano di ieri, eppure hanno 500 anni e sono parole veneziane. Il secondo percorso, stiamo veramente correndo veloci, siamo dentro il percorso delle monache, del monastero, l'altra strada che le donne potevano percorrere, e vi conduco in una chiesa che a me piace tantissimo, che è San Zaccaria, è alle spalle di San Marco, a 3 minuti di cammino di San Marco. Era una clausura benedettina e nel monastero ospitava fanciulle di nobilissima e ricchissima famiglia. I rapporti col palazzo erano strettissimi, tanto è vero che il doge, il giorno di Pasqua, veniva a rendere omaggio alla badessa di San Zaccaria. Come mai tante fanciulle? Erano quasi tutte monache di Monza, c'erano anche vocazioni sincere, ma per la maggior parte erano, per rubare l'espressione al Manzoni, monache di Monza. Come vi dicevo prima, nessuno le obbligava ufficialmente a farsi monache, la Chiesa era attentissima, c'era il padre esaminatore che esaminava queste fanciulle prima di accettarle all'interno del monastero. Ma tutto complottava in famiglia perché queste fanciulle, cresciute in monastero, poi ci restassero. Cosa ci guadagnava la famiglia? La famiglia doveva metterci la dote, però vi ho detto che era più leggera della dote iniziale e poi la si pagava a rate, ma non sto qui a perdermi nelle furberie di queste famiglie. Ma la cosa importante era che queste fanciulle non avessero figli legittimi. Guardate che dentro le mura del monastero i bambini nascevano. Virginia de Leyva, Gertrude Manzoniana, ha figli. Ma non era questo che importava alla famiglia. L'importante era che non fossero figli legittimi che potessero presentarsi a reclamare una parte in eredità del patrimonio di famiglia. La famiglia, una volta assicuratasi di questo, lasciava che dentro il monastero la vita andasse come le figlie meglio desideravano. Allora, clausura, ma vi porto in una tela di Francesco Guardi, che è conservata a Carezzonico e che ci viene a fagiolo perché mostra il parlatorio delle monache di San Zaccaria. È un giorno di festa e i parenti sono venuti in visita. C'è anche un mendicante che ne chiaramente approfitta per chiedere la carità. Hanno messo in piedi il teatro dei burattini per i nipotini, i cuginetti, si beve un caffè, si beve la cioccolata, le bevande venute alla moda quando il prezzo dello zucchero si è abbassato. Ma guardate dietro le grate della clausura, guardiamole più da vicino. Avete visto che scollature? Avete visto che pettinature? Queste sono monache di clausura. Ricordatevi la pagina dei Promessi Sposi, quando Lucia è a colloquio con Gertrude. Lei non se ne accorge perché è una contadina sprovveduta, ma l'autore ci fa notare che Gertrude tiene la vita strettissima per evidenziare il seno e dalla cuffia spuntano i capelli, mentre la regola diceva in segno di umiltà di tagliarli. La nostra Gertrude ci tiene alla propria bellezza, è chiaro, l'amante la sta aspettando, ci tiene ai capelli e ci tiene. Guardatele qua, queste sono monache di clausura.
figuratevi quelle che di clausura non erano, ma sto scherzando, perché le monache erano solo di clausura, non c'erano altre monache nei secoli andati. Allora mi chiedo, l'abito fa la monaca e vi porto alla scoperta di un'altra straordinaria personalità, Arcangela Tarabotti, vive nella prima metà del 600. Siccome era claudicante, la famiglia dice: sta qua, sposarla, come si fa a darla a un uomo? E la mettono in monastero a Sant'Anna perché si faccia, nessuno la obbliga ufficialmente, ma in realtà è così, perché si faccia monaca. Questa è una donna arcangela straordinaria e scrive, i suoi libri sono ancora oggi celebri, scrive tanto. La più famosa produzione è la trilogia sulla condizione delle monache, dove questa donna coraggiosa denuncia quello che succede all'interno dei monasteri. Della trilogia il libro più famoso è L'Inferno monacale, il titolo vi dice molto. Le monache, ci racconta Arcangela Tarabotti facendo riferimento alla propria vicenda personale, sono come uccellini che il padre, violento con la sua protesta, cattura nelle reti e chiude per sempre in una gabbia. Pensate che vita facevano queste schiave dentro il monastero, contro la loro volontà. Quali sono i mali di cui sono vittime queste monache di Monza? L'autoritarismo paterno, il fatto che la famiglia non voglia spendere per una dote nuziale e li metta tra l'altro in monasteri poveri, perché guardate che non c'era solo il monastero di San Zaccaria dove si sguazzava e si facevano feste, ma c'erano anche monasteri dove si tirava la cinghia, e quindi sta povera Arcangela, schiava, è anche costretta a patire la fame, perché l'hanno messa in un monastero dove la dote richiesta fosse bassa. E la nostra Arcangela scrive così, guardate queste parole, sembrano scritte un secondo fa, sono di una monaca di clausura del 1600 e non poteva essere che una veneziana. Alla donna servono dignità, sessualità, lavoro, indipendenza. Ditemi se noi non le possiamo sottoscrivere anche oggi, ma sono le parole di una monaca coraggiosa, rivoluzionaria, di una monaca di Monza. Ripeto, non poteva che essere una veneziana. E io l'ho vendicata, l'ho messa in minigonna, perché lei per tutta la vita si è sempre rifiutata in monastero di vestirsi da monaca. E allora io ho detto: Arcangela, ti vendico, ti metto in minigonna. Ho fatto fatica a trovare questa minigonna che vagamente richiami un abbigliamento clericale, però ci sono riuscito. Allora entriamo nel terzo percorso di una donna, quella che abbiamo chiamato, scherzando ma non troppo, la scuola di dattilografia, perché io non dico parolacce, capite? Quindi la scuola di dattilografia. La dattilografia a Venezia era dilagante. Pensate che lo Stato veneziano, che aveva pugno di ferro, lo ha avuto per secoli, è riuscito a controllare tantissimi aspetti dello stare insieme della vita sociale, ma la prostituzione è stata sempre difficilissima da controllare. Perché la si voleva controllare? Per ragioni morali? No, non c'erano. La prostituzione era considerata un male inevitabile, un male necessario. Erano per ragioni sanitarie, perché si era capito con l'esperienza empiricamente che tante malattie derivavano proprio dalla sessualità e in particolare dalle meretrici, e per ragioni abitative, perché dove si installavano queste i prezzi degli immobili calavano, danneggiando tutto il mercato. Questi erano i motivi degli interventi veneziani, che però sono falliti in gran parte. Allora, qual è il primo quartiere a luci rosse? Perché Venezia tenta di riunirle in una zona limitata, affidandosi anche ai capi sestieri. È il Castelletto vicino a San Matteo di Rialto, una chiesa che non esiste più perché è passato un certo Napoleone. Sapete che non tutti i francesi sono ladri, ma Bonaparte sì, per cui non esiste più. Allora il Castelletto era vicinissimo a Rialto. Poi però
le proprietarie erano le suore, vi dico tutta la verità, le proprietarie del castelletto erano le suore. Viene chiuso e loro si trasferiscono, siamo nel 1421, alle Carampane. Non dite alla vostra più cara amica, cara la mia Carampana, non è un complimento. Sapete letteralmente che cosa significa Carampana? Letteralmente significa avanzo di casino. Non è un complimento. Perché? Perché le Carampane è il secondo quartiere a luci rosse di Venezia, ma c'è qualcuno che lo spiega Carampane. C'è qualcuno che lo spiega così, che quando non potevano queste datilografe esibirsi alla luce, si mettevano un po' sempre più nell'ombra andando verso le zone più buie intorno a Carampani. Per cui quando proprio non si potevano più mostrare erano nell'ombra di Carampani. Ecco perché Carampana significa letteralmente avanzo di casino. Siamo adulti e possiamo. Allora, a un certo momento, erano migliaia, si arriva ad avere 24.000 datilografi in Venezia. È tanta, la percentuale è altissima, siamo all'inizio del 500. Secondo il Sanudo, 1200 vengono esiliate a Mestre, ve la faccio corta, sapete, perché se ci perdiamo nei particolari diventa veramente... Allora, e però a furor di popolo, Mestre era tra case, a furor di popolo tornano in città. E dove traghettano? Traghettano ai piedi di Rialto. Rialto era un ponte di legno mobile, quando si apriva per lasciar passare le navi, chi voleva passare sull'altra riva doveva ricorrere al traghetto. In 1200 hanno lasciato un tal ricordo di questo traghetto, di queste 1200, che in Ninsioeto, sapete che i rettangoli bianchi con i toponimi si chiamano Ninsioeti, che il Ninsioeto ricorda ancora quel passaggio. È poco che gli storici ci dicano che traghetto del Buso era perché lì la zona, sapete, Rialto, i mercati, le case addossate l'uno all'altro, perché poi qualche storico ci dice anche che si chiamava traghetto dei Ruffiani. E allora dimmi cosa che questo Buso ha. Ci siamo spiegati? Sì. Hanno lasciato, e d'altra parte hanno fatto bene a traghettare là, perché Rialto era i mercati d'Europa. È come adesso mettersi in internet, ti rendi visibilissimo. Loro che avevano un gran senso del business hanno traghettato là. Se andate in giro a raccontare che pronuncio così l'inglese, vi allora, c'era anche la regata a Venezia, il Rio della Sensa, c'era anche la regata, ed era un'occasione per il popolo, soprattutto per gli uomini, di vederle gratis mentre sfilavano con i loro gondolieri. Se notate in questo quadretto di Gabriel Bella, che è conservato alla Fondazione Querini Stampaglia, vedete che sui ponti si assiepiano gli uomini, le donne sono pochissime, anzi una se ne va via un po' scocciata, dice, ma chissà perché stanno guardando tutti giù, che cosa si trovano di interessante. Abbiamo scherzato un po'. Ecco le categorie della datilografia a Venezia. Si partiva dal livello alto, la cortigiana onesta, che parlava tutte le lingue, poetessa, sapeva danzare, cantare, giù, fino alla meretrice pubblica. Ed erano carne da cannone, carne da macello, avevano una vita veramente molto dura. Erano migliaia le meretrici pubbliche. Forse era una vita libera, tra virgolette, tra le donne, ma era una vita veramente durissima. Eccole qua, nella illustrazione di Cesare Vecellio, gli abiti dei veneziani. Cesare Vecellio è il fratello di Tiziano. Qua ci mostra la meretrice pubblica, eccola con la famosa pettinatura del 500, le perle sono false, sono delle murrine, perché vi ho detto che la legge veneziana riservava le perle alle donne sposate. Questo è un ventaglio e non una donna. Eccola con il seno esibito, il giubbone che le stringe e i famosi calcagnetti. Naturalmente stanno nei luoghi infami. Avevano regole molto severe. Risiedere al castelletto alle Carampane, ma avete visto che Venezia non è riuscita mai a tenerle là. Avevano multe, venivano frustate in pubblico se non rispettavano
le regole. Potevano accedere alle chiese, ma non nelle messe solenni. Non prendevano denaro direttamente. Era la matrona a prendere il denaro e le pagava una volta al mese. Su quella paga dovevano anche poi pagare le tasse, quindi la prostituzione era tassata. Comunque una parte di queste tasse il governo veneziano manteneva la facoltà di medicina di Padova. Perché il ragionamento era questo: siccome molte di queste malattie derivano dal loro mestiere, scrivono troppe mail, allora noi educhiamo con quei soldi i medici. Ecco perché noi diciamo che i medici laureati a Padova sono i medici del... famosa, no? E cantiamo anche la canzone quando sì. È per questo, deriva da questo, deriva proprio da questo. Allora, quando si muovevano per Venezia dovevano avere il fazzoletto giallo. Il giallo era il colore degli ebrei e il colore delle prostitute. Anche i ruffiani dovevano farsi riconoscere e quindi dovevano obbligatoriamente indossare un fazzoletto giallo. Guardiamole da vicino sul Ponte delle Tette. Chi non è andato sul Ponte delle Tette a Venezia? Eccole qua. Sono immagini del film Giordano Bruno di quando io ero giovane. Si esibivano a seno nudo. Si diceva, si pensava che la legge le autorizzasse per contrastare la sodomia, i travestiti, i prostituti maschili erano molti in Venezia. Le maschere venivano chiamate perché si travestivano da donne e non c'era la chirurgia plastica, per cui se si fossero aperti non potevano esibire nulla. La legge allora autorizzava queste a esibire il seno nudo per dimostrare che erano delle vere donne. In realtà dalle ultime ricerche sembra che lo facessero ancora prima, cioè che fosse una tradizione molto antica in Venezia. Cosa facevano? Per attirare i clienti mostravano il seno, se lo dipingevano anche di rosso, di blu, a quadretti, a pois, ne trovate per tutti i gusti. Se non bastava si mettevano a cavalcioni del davanzale o del parapetto a gambe aperte perché non avevano la biancheria intima, per dimostrare che erano vere donne. Infatti in spiaggia qualche volta incontrate dei signori che hanno, giusto? Per togliere ogni dubbio aprivano le gambe e quindi ecco. E poi, e vediamo se vi sapete dare una risposta, sputavano continuamente tra le gambe del potenziale cliente. Perché? Per dimostrare di essere sani. Perché la saliva mischiata a tracce ematiche, a tracce di sangue, dimostrava che erano invece malati. Allora, seno nudo, gambe aperte e sputo, per dimostrare sono una vera donna, sono sana. Le campane nell'ombra non potevano sputare, non dite alla vostra amica cara la campana, mi raccomando. Erano carne da macello, gli scherzi a cui erano soggette erano infiniti. Qua vi ho mostrato un lancio di uova, ma erano veramente carne da cannone. Quando Venezia precipitava nel dramma, nell'incubo della peste, sapete chi veniva trascinato a forza dentro il lazzaretto per pulire e per servire gli ammalati che si accalcavano anche in 8 su un unico letto durante il pieno dell'epidemia? Loro, perché tanto. Era la morte sicura, ma socialmente erano nessuno e quindi erano loro a svolgere i lavori nel lazzaretto, carne da cannone. Sapete quando cominciava la prostituzione? Dall'infanzia, perché le prostitute quasi tutte erano figlie di prostitute, queste erano incinte tutti gli anni, e quindi mettevano al mondo figli, figlie, e le figlie seguivano il mestiere della madre e fin da piccolissime collaboravano. A 30 anni queste erano caram. La vita era veramente tristissima. Vi alzo il morale, portandovi invece nel mondo dorato delle escort, delle cortigiane. Guardatele, altissime, biondissime, le collane sono false naturalmente, slanciatissime, ma c'era il trucco, i capelli sono tinti e sono slanciatissime perché hanno i calcagnetti
che raggiungevano i 50 centimetri d'altezza. Altro che il tacco 12. I 50 centimetri potevano raggiungere. Se andate al Correr, dove alcuni esemplari di calcagnetti cinquecenteschi sono conservati, e vi rendete conto che 40-45 si arrivava a 50. No, immaginate la sorpresa del cliente che si era innamorato della stangona e quando arrivava in camera gli calava di mezzo metro. Ma non c'è il pericolo che cadesse giù? La domanda è pertinente, non si muovevano in realtà, e pensate che per spostarsi, quando avevano, attenzioni però che non hanno il tacco, vedete che è tutta la scarpa a essere molto alta, quindi il piede sta comodo, quando superavano certe altezze avevano due poggetti che letteralmente le sollevavano di peso e le spostavano da una stanza all'altra. Capite che queste calzature non sono per donne che vanno a lavorare nei campi o in ufficio, sono donne che fanno un'altra professione. Allora, anche per l'acqua, no, sapete qual era la ragione principale? Difendersi dalla sozzura delle strade. E però vedete che la dama, questi sono sempre abiti del nostro Cesare Vecellio, aveva le gonne lunghe per nascondere il trucco, quindi la motivazione mi difendo dalla sporcizia della strada a un certo momento non valeva più. Allora il cliente ci restava male quando lei gli era calata di mezzo. No, non ci restava male. Sapete perché? Perché vedete cosa portavano sotto? Questi sono mutandoni da uomo ed era considerato altamente erotico ed eccitante nel Cinquecento. Quindi gli calava di mezzo metro, ma il morale del cliente restava anche. Vi avevo promesso qualche risata e la stiamo mantenendo. E c'è il catalogo, cosa unica. Le escort di Venezia erano tutte catalogate perché c'era il turismo sessuale e il catalogo è del 1565. Avevano una vita facile e avevano anche loro delle regole. Anche le nostre escort, le nostre cortigiane oneste con la H, avevano le loro regole. Non erano donne che esibivano il seno o aprivano le gambe, ma quando avevano un amante, e poteva durare mesi o anni, dovevano rispettare certe regole. Vi racconto questo fatto. Una di queste famose expo è Angela Dal Moro. Il livello, basta pensare che era un'amica di Pietro Aretino, il livello è altissimo. Il nome d'arte era La Zaffetta, è l'amante di Lorenzo Venier. Ma una sera Lorenzo Venier con amici bussa alla sua porta e lei si rifiuta di aprirgli, forse stava guardando Segreto, come si chiama, o aveva il mal di testa, non lo so, si rifiuta di aprirgli e lui fa una brutta figura con gli amici e medita la vendetta. Sapete qual era la punizione quando lei violava queste regole? Il 31, che non è un gioco, le carte, è qualcosa di drammatico. Allora lui la invita a fare una gita il 6 di aprile, la primavera, a Malamocco e Chioggia, e parte in barca, convinta di andare a mangiare. Quando arrivano al casone, lui gli fa trovare già pronti 31 uomini, tutti luridi, sporchi, di bassissima condizione, che la violentano in tutti i modi possibili ed immaginabili. Lei sopravvive alla violenza e lui, da vero gentleman, ci scrive sopra un poema in ottava rima, il 31 della Zaffetta. Andate alla Marciana a leggerlo per la galleria degli orrori in ottava rima. Ma ancora è stata fortunata, perché lui poteva punirla con il reale. Il reale era farla violentare da 50 uomini, uno dietro l'altro, e naturalmente di bassa condizione, quindi malati, sporchi. Era vita difficile anche quindi per questa prostituzione di altissimo bordo. La più famosa, Veronica Franco, una delle donne più belle d'Europa, famosa in tutta Europa, cortigiana onesta, le perle sono false naturalmente, sono le murrine. Poetessa, teneva salotto,
onesta con la H, vedete, e dal catalogo, perché vi ho detto che esiste un catalogo, noi sappiamo che la ruffiana Piezza era sua madre, che faceva lo stesso mestiere, vedete che passava di madre in figlio. Sappiamo quanto prendeva, per un bacio guadagnava 5-6 scudi, che erano skei, erano skei. Per un completo, non sto parlando di giacca e pantaloni, per un completo chiedeva 50 scudi, il professore avrebbe dovuto lavorare mesi per guadagnare 50 scudi. Era talmente famosa che il re di Polonia e poi di Francia, Enrico III, vuole passare apposta da Venezia per trascorrere una notte d'amore con questa donna famosa, Veronica Franco, e i veneziani si è sbregato. Gli appagalori la notte, si è proprio sbregato. Lei era famosa perché usava i preservativi, perché era dilagata in Europa la sifilide. Sapete che è una malattia terribile, in realtà c'era già in Europa, ma il nuovo ceppo arrivato dalla scoperta dell'America l'aveva fatta esplodere. È mortale la sifilide, per cui ecco che nel Cinquecento tornano in grande auge i preservativi. A Venezia i migliori erano venduti dagli armeni in Cale Giuffa, da Bakun era il più famoso mercato. E sapete com'erano i preservativi? Allora erano un astuccio, siamo tra adulti, vado tranquillo, erano un astuccio di tela di lino imbevuta di polvere di carbone e di pece. Pensate che lui. Chiusi alla base da dei nastrini che io immagino per Enrico III avranno avuto i colori araldici della casa reale francese. Non c'è pericolo che si rompessero. Questa è una provocazione. Allora, non è morta in ricchezza la nostra Veronica Franco, ha avuto parecchi guai. Comunque ha pensato alle sue colleghe meno fortunate, lasciando per testamento un fondo con il quale è stato aperto l'oratorio del soccorso, che era appunto l'ospizio per le carampane che non potevano più esercitare, i famosi avanzi di casino. E c'erano strutture simili in Venezia, perché Venezia si le considerava carne da macello. Vi ho detto, nel lazzaretto loro venivano utilizzate, dove la morte ha contato con gli ammalati, era sicuro. Però a Venezia riconosceva un loro ruolo, almeno la beneficenza pubblica lo riconosceva. Per cui c'erano altri ospizi, le convertite alla Giudecca, che adesso sono il carcere femminile, in realtà era il luogo dove queste, non potendo più esercitare, avevano almeno garantito un piatto di minestra e un tetto sopra la testa. E succedeva che erano, per i nostri criteri, ancora delle ragazze, 30-35 anni, perché la prostituzione, vi ho detto, cominciava in un'età molto bassa. Un altro era, sentite il nome, le penitenze. Allora, abbiamo fatto i 3 percorsi, dura ancora 10 minuti, se non vi siete stufati dal mio chiacchierare. Posso proseguire? Allora, non abbiamo parlato del potere politico. I dogi, ce ne sono 120, e le dogaresse, vi devo deludere, solo 62. Ma perché? Perché nei tempi più antichi mancano i documenti, quindi non sappiamo se ci fossero o non ci fossero le mogli. Poi molti diventavano doge in età molto vecchia e quindi erano vedoli, o ancora non si erano mai sposati. Sta di fatto che abbiamo 120 dogi e soltanto 62 dogaresse, ma forse sono 63, perché ci sarebbe Maria Santa Sofia, che sarebbe stata sposata segretamente da Giovanni Pesaro. Giovanni Pesaro era 1600, un personaggio un po' strano, da ragazzo era stato anche in prigione perché si era impossessato di denaro pubblico, perché il denaro pubblico alla colla resta staccato, poi per cercare di staccarlo lo metti in tasca, le mani, fai così, non si stacca. Insomma, a Venezia non scherzavano, lo avevano messo in prigione per l'anno. Poi aveva fatto giudizio, viene eletto addirittura doge e resta vedovo della nobilissima Barbarigo. E il popolino vociava che segretamente avesse sposato la cuoca Maria Santa Sofia, che però non era nobile,
e quindi Popolino non l'ha mai riconosciuta come dogaressa. Io l'ho vendicata, e guardate come ve l'ho fatta, con la coroncina in testa, e però dovete rassegnarvi, le dogaresse sono soltanto 62, perché la nostra povera cuoca, non essendo nobile, non poteva ambire a questo titolo. Allora, all'inizio sono semplicemente le mogli del doge, dal 1229 diventano first lady, perché sono obbligate a firmare la promissione. Che cos'era la promissione? Era un giuramento che il doge firmava, sottoscriveva al momento dell'incoronazione. Si impegnava a non disonorare lo Stato, a portare lustro e onore allo Stato, non facendo affari, non facendo imbrogli, eccetera, eccetera. Il fatto che anche la moglie lo debba firmare vuol dire che la legge le riconosce uno Stato, la riconosce come una figura della Repubblica. Firma la dogaressa che non può contrarre debiti, non può mettersi in mezzo a robe commerciali, a trattative, non può accettare nessun dono, se non fiori e dolci. Andate a dirlo a Roma. È uno scherzo, naturalmente. No, tanto. Allora, pensate che in realtà vi ho raccontato una balla. Le dogaresse potevano accettare soldi. Succedeva una volta all'anno, nella grande festa della Sensa, quando il doge andava a sposare il mare. Gli abitanti dell'isola di Poveglia, che allora adesso è deserta purtroppo, allora erano importanti per la salvaguardia della laguna, si presentavano alla dogaressa con un sacchettino pieno di moneta, pieno di skei, dico io con un anacronismo, perché skei è parola tedescheggiante. Moneta con la quale la dogaressa la si comprea un paio di savate. Era l'unico dono in denaro che poteva accettare, ma il denaro era talmente poco che io credo fosse costretta ad andare a comprare le savate dai cinesi. Allora, portano il corno, sapete che è la corona dogale, come il marito, eccola qua con le dame di compagnia, e per dirvi l'importanza del suo ruolo, quando moriva, i suoi funerali erano funerali ufficiali di Stato ai Santi Giovanni e Paolo, questo adesso è la scuola grande di San Marco, ma è l'ospedale civile, e venivano imbalsamati, esattamente come i mariti. Quindi avevano un ruolo istituzionale ampiamente riconosciuto dallo Stato. E poi altri primati, vado via veramente veloce. La prima donna laureata al mondo è una veneziana, e non può che essere una veneziana, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Il padre era innamorato di lei, imparava tutto, sapeva tutto, filosofia, teologia, greco, spagnolo, ebraico, e il padre con la figlia hanno un sogno, come si dice adesso, nel cassetto, che lei si iscriva allo studio di Padova. L'università venivano chiamate studi, ma il cardinale Barbarino dice: ma sei matti, una femmina all'università, ma quando mai si è vista? I poveri studenti maschi si restano sconvolti da istruirti se ha una donna. Ma il padre e la figlia talmente fanno che alla fine il cardinale è costretto ad accettare l'iscrizione di una donna all'università. In medicina, non si poteva. Voleva laurearsi in teologia, che era considerata la scienza regina di tutte le altre scienze, perché eravamo in stati che erano ancora confessionali, per cui la teologia dominava. Ricordatevi di Galileo Galilei, l'epoca di Galileo Galilei dice: ma mio visco il canociali che no, la Bibbia dice il contrario, e quindi allora era la teologia la regina delle scienze. Il cardinale non la lascia laureare in teologia e ottiene una piccola vittoria. La nostra eroina prenderà la laurea soltanto in filosofia, ha un patto che non si metta ad insegnare, che non diventi un'insegnante pubblica, perché già è uno scandalo una donna laureata, una donna poi che tenga cattedra, non poteva essere. Resta una lapide dove, nel palazzo in cui è vissuto. Campo di San Giacomo dall'Odio. Questo qua è il Collegium Medicorum Physicorum. I medici fisici non erano i chirurghi, i cerusici, erano quelli che facevano la diagnosi guardandoti negli occhi. Noi ti tocchiamo neanche, come qua, neanche sti parole.
Però questo era anche lo studio anatomico. Sapete che lo studio anatomico è dove l'insegnante apre i cadaveri, gli allievi sono messi sui palchi e dall'alto, proprio come in un teatro, possono seguire le spiegazioni dell'insegnante. Questo era il teatro anatomico, tanto è vero che il campo accanto si chiama campo dell'anatomia. Bene, cosa c'entra con le donne? C'entra sì, perché vi sto per dire un'altra cosa straordinaria. Vi parlo delle comari veneziane. Le comari veneziane avevano l'obbligo di superare un esame, di fare 2 anni di studi anatomici nel teatro anatomico insieme con i colleghi medici, donne e uomini che studiavano insieme, e non poteva essere che Venezia, dovevano fare il tirocinio con una collega anziana prima di mettere le mani sulla paioana, sulla partoriente, e tenetevi forte, dovevano saper leggere. Allora, in un mondo in secoli in cui era considerato assolutamente inutile che una donna sapesse leggere e scrivere, la legge veneziana obbliga le comari a saper leggere e scrivere. A noi sembrano banalità, erano rivoluzioni e non potevano essere che veneziane. Le prime donne sportive sono veneziane. Sono le contadine di Sant'Erasmo. Avete visto che vi ho messo i carciofi, perché lavoravano nei campi e poi al mattino presto remavano con i mariti per raggiungere il mercato di Rialto e vendere meglio i loro ortaggi. Finché queste donne non dicono: ma anziché remare sempre con i mariti, perché per divertirci non remiamo tra di noi e facciamo delle gare? I primi documenti su gare di donne a Venezia sono del 1400, e vi do una novità assoluta: la par condicio, i premi in denaro vinti dalle donne nelle regate erano dello stesso importo dei premi dei maschi. Siamo nel 1400. Vi mostro la più grande campionessa, Maria Boscola. Fa 44 anni consecutivi di regate, arrivando prima, seconda, a volte non vincendo niente, ma insomma pensate, 44 anni di regate. I visitatori stranieri, per cui se c'era qualche duchessa in visita, organizzava la Repubblica, si meravigliavano di vedere donne che gareggiavano in pubblico e che vincevano gli stessi premi dei maschi. Era fonte di sorpresa. Vi porto dentro il Settecento con Giambattista Tiepolo, Dama contro il corno, bellissima. La sogno nel mio salotto, ma non me la lasciano toccare, è in America. Allora, vi porto dentro l'ultimo secolo di Venezia per trovare un altro primato. La prima direttrice di un giornale è una veneziana, la Giuseppa Cornol di Caminer, che dirige, guardate le date, siamo a ridosso della rivoluzione francese, la donna galante ed erudita. Si parla di moda, ma si parla anche di Voltaire, si parla di Diderot, si parla di illuminismo, di egalité, fraternité, liberté. Sta arrivando l'onda della rivoluzione. Eccola qua. E nei salotti veneziani, perché da Parigi è arrivata la moda delle sale da ballo, la moda dei salotti, e poi sono stati aperti i caffè. Pensate che solo in piazza San Marco ce ne sono 11, il più famoso è il Floriano, il più antico, ma le donne non potevano entrare nei caffè, ma ricevevano e bevevano il caffè nei loro salotti, dei quali erano le regine. Qua è Pietro Longhi che ci mostra la vita veneziana e vedete la regina di un salotto circondata dai suoi amici, si beve il caffè nelle tazze di porcellana di Cozzi, ma vedete che qualcuno scrive, si discute. Ma avete sentito a Parigi? Sì, hanno ghigliottinato Luigi XVI, mamma mia, e hanno ghigliottinato anche Maria Antonietta. Vabbè, a quella gli ha fatto bene. E poi tutti parlano di un piccoletto che ha un successo, lo amano tutti, ma è Brunetta? No, si chiama Napoleone Bonaparte. Magari ci fosse a Venezia un Napoleone Bonaparte, non arriverà mai qui nella nostra Venezia. Purtroppo è arrivato. Ma intanto nel caffè non si sa e si parla con entusiasmo di questo Napoleone e i giovani sono tutti innamorati di lui e anche le donne naturalmente, tra un caffè e una cioccolata.
Il 12 maggio 1797 sapete che il leone cade per sempre e anche per le nostre campagne cominciano i guai, le violenze, le ruberie, la fame, la pellagra. Guardate che la caduta di Venezia è stata una tragedia senza fine per le nostre, anche per le nostre genti. Allora, chiudo con una donna straordinaria, Cecilia Zen-Tron. Era una donna anticonformista, scandalizzava il popolino con la sua intelligenza, la sua libertà, le sue battute, e cavalcava come un uomo, si vestiva da uomo. Pensate il popolino, quando vedeva questa donna all'avanguardia. Quando arrivano gli austriaci, sto parlando del Lombardo-Veneto, la mettono più di qualche volta in galera per le sue idee e per il suo comportamento. Ma restiamo dentro la Serenissima, perché questa donna a me piace tantissimo. Era nata Zen e sposata Tron, e quindi sapete che la nostra lingua fa il femminile, è l'unica che come lo slavo fa il femminile. Io sono Suigon in dialetto e la mamma mia era la Suigona, perché noi facciamo il femminile come la lingua slava dei cognomi. Allora lei era Cecilia Zen, sposata Trona, giusto? E cosa succede? Che a Venezia, siamo nel 1782, arriva l'erede al trono di Russia, lo zarevich Paolo, e Venezia era la città dei teatri, aveva più teatri di Parigi, il doppio dei teatri di Parigi, dove circolavano le idee della rivoluzione, di tutto, ma basta fare il nome di Goldoni. E vuole lo zarevich vedere uno spettacolo, ma non c'è posto, ma lui lo vuole vedere. Allora chiedono alla nostra Cecilia, che è proprietaria di uno dei palchi, se dà il suo palco alle zarevich. E lei dice, beh, il palco è una proprietà, lo posso vendere, non è che io lo regali, io faccio affari. E chiede una cifra folle, 80 zecchini d'oro. Si poteva comprare tutto il teatro con 80 zecchini d'oro, ma lo zar vuole vedere lo spettacolo e paga 80 zecchini. Allora la gente che non capiva questa donna così libera, così piena di vita, ne approfitta e dice, adesso la roviniamo, la sputtaniamo, e mettono in giro per Venezia questi versi. Brava la Trona, la vende il palco più caro della mona. Guardate che è storia, voglio chiudere con un sorriso. E pensavano di averla seppellita per sempre. Lei risponde con l'arma più potente delle donne, l'ironia, e con pochissime parole proclama la sua libertà di fare affari come un uomo, vendere, e la sua libertà, il suo diritto ad avere una sessualità senza vendere contro nessuno. Quello che lei ha risposto fa ridere, ma ha questi due significati. Brava la Trona, la vende il palco più caro della mona, e lei risponde, mettendo tutti a tacere, la Trona, la mona, la dona. Un consiglio per chi volesse leggere qualcosa sulle donne di Venezia, e anche per dimostrarvi che non vi ho raccontato balle, che è tutto documentale. Sì. Grazie. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio ironico alla scoperta, insomma, di volti meravigliosi nei dipinti, di personalità, di storie differenti, anche di luoghi che magari molti di noi, insomma, conoscono, hanno visitato. Li rivedremo con occhi assolutamente diversi. Prima di chiedervi se magari avete delle domande, chiedo, insomma, alla sindaco e all'assessore alla cultura che hanno finito consiglio, che sono passate alla serata, se hanno magari
qualcosa, un saluto. Un ringraziamento intanto un ringraziamento. Ci ha allietato la serata, abbiamo un consiglio per fortuna breve, siamo riusciti a raggiungere, ci arrivavano le fotografie di questa sala pienissima, complimenti agli organizzatori, a questo relatore che riesce a unire ironia e interesse storico, quindi una serata veramente riuscitissima, quindi complimenti e grazie, ci siamo proprio divertiti e abbiamo gustato. Grazie signora. Grazie. E poi detto da un sindaco donna. Avete delle domande, delle curiosità? Allora, lei mi ha detto che la viola ciocca gialla era il simbolo della fedeltà, Sì. Sì. però ha detto anche che il simbolo fazzoletto giallo era anche il simbolo Vabbè, sì, ma era un fazzoletto, non era un fiore. La viola ciocca è io un'altra ricordo che è cosa. stato detto che si ornavano anche con fiori, venivano anche ritratte con fiori gialli. Sì, per certo. identificarle in quel modo. Però la viola ciocca gialla è anche il simbolo della fedeltà coniugale. Però il giallo, anche presso gli antichi romani, era il segno della prostituzione. Le prostitute, se voi andate a Castello Romanzuolo, per esempio, e guardate in alto, sulla volta, l'episodio di Cristo e l'adultera, quando dice la famosa frase chi è senza peccato scagli la prima pietra, l'adultera è vestita di giallo, perché presso i romani nella nostra tradizione. Però nell'abbigliamento di queste dattilografe, una volta levato da quel contesto, il giallo assume percorsi autonomi, dignitosi e nobili, tanto è vero che, lo dico, Lorenzo Lotto già lo pagavano poco e lo guardavano male, mai avrebbe messo vicino a una Lucrezia Vallier sposata a Pesaro una viola ciocca che avesse un colore non nobile e non adatto ad una sposa. Questo ci dimostra che quel fiore in quel contesto ha un significato positivo. Noi sappiamo che i simboli sono polisemici, cioè hanno tanti significati e il loro significato va di volta in volta decifrato dentro nel contesto in cui è inserito. Per cui un giallo sopra una signorina che stava a Carampani aveva un significato, sul tavolo di una sposina sotto forma di fiore ne aveva un altro, perché cambia completamente il contesto in cui il simbolo è inserito. Ho dato una risposta un po' complicata, ma era questa. Prego. Dunque, due domande Sì. che mi sono sfuggite. Prima cosa, parlando delle prostitute pubbliche, Sì. delle attrici pubbliche, Mediatrici pubbliche. diceva che le figlie facevano la professione delle madri. Sì. Però Quasi i figli sempre. maschi che fine facevano? Allora, anche questa è una domanda molto interessante, perché queste erano costantemente incinte. E allora, delle donne abbiamo già parlato, o serve o quasi sempre prostitute, come la madre, e la prostituzione cominciava da piccolissimi. I maschi venivano messi a servire oppure intraprendevano il mestiere del militare. Erano carne da cannone anche loro. Questa era quasi sempre la strada dei maschi. A Venezia finivano nelle galere, cioè finivano a remare dentro. Attenzione anche quelle dei rematori. Bisogna però distinguere, perché sapete che a Venezia le navi erano di due tipi fondamentali, che erano le cocche, che avevano una grande stiva per trasportare merci e che venivano mosse dalla forza del vento, dalle vele, e le galere o navi lunghe, che invece erano navi da guerra, no, erano diverse, ma erano navi molto snelle. Romani avevano le No, le triremi, eccetera. Mentre diciamo che le navi lunghe o galere avevano due file di remi. I remi che venivano giù dal Transilio erano lunghi 12 metri, ci volevano 2 o 3 uomini per muoverli. Allora, sto rispondendo, ma mi fai domande che le par semplici, in realtà mi tocca fare tutti dei giri per rispondere. Allora, fare il mestiere del rematore
era abbastanza ambito. Qua dalle nostre campagne i giovani con muscoli partivano proprio per fare i rimatori a Venezia nella stagione buona, perché naturalmente si navigava solo nella buona stagione. Perché? Perché era l'unica possibilità di avere qualche soldo. Guardate che nel mondo antico il denaro liquido è un bene rarissimo. I nostri contadini avevano da mangiare, riscai che manchea. Il denaro liquido è un bene molto raro. E sono anche gli ebrei che hanno denaro liquido, perché non possono acquistare beni immobili, per cui è costretto a tenersi i schei scarsei. E quando ti ha bisogno di schei ti va a pescare nelle tasche, per amore o per forza, dei ebrei. Il denaro liquido era una merce rarissima. I nostri giovani, andando a remare, potevano avere una paga liquida, e poi Venezia lasciava che sotto il loro posto di manovra non si muoveva mai il fiato là, penso che mi genera. Il fiato tutto là, li teneva sotto della merce e poteva nel cabotaggio, perché le navi andavano di porto in porto, potevano fare piccoli commerci Venezia. Quindi avevano lo stipendio e in più potevano guadagnare, cioè i tornei in Drio, poteva andare a lettosa, poteva sposarsi, capito? Questo è durato fino al 1545, quando Venezia sospende la libera professione e obbliga invece i galeotti, i detenuti a remare, per cui galera diventa sinonimo di prigione, ma in realtà è un nave. Allora fino al 1545 uno dei mestieri dei figli delle prostitute a Venezia era quello di montare sulle navi, ed era già una promozione. Dopodiché niente, i fieri soldati, i fieri mercenari, via via, quello erano i mestieri. Segnava molto essere nati figli di questo o figli di quello, segnava già la strada, il mestiere del padre o della madre, nel caso della prostituta, era quasi sempre anche il mestiere dei figli. Sì, un attimo solo, però un'altra cosa. Prego. Quello che vale per i figli delle prostitute vale anche per i figli delle monache in convento. Allora, questo è un passo difficile. Allora, io vi ho detto che queste monache di Monza, monacate per forza, avevano figli. Vi dicevo che la principessa dell'Eiva, perché la Gertrude dei Promessi Sposi in realtà è un personaggio storico. Manzoni aveva trovato gli atti del processo. Era la principessa Virginia dell'Eiva, che lui chiama Gertrude. Lei aveva figli. Tanto è vero che quando una monaca arrabbiata, perché lei aveva un caratterino, lei era la signora, minaccia di denunciarla, lei e l'amante ammazzano questa suora e la seppelliscono nel giardino e spargono la voce che è scappata in Olanda. Vi ricordate? Il Manzoni dice se invece di cercare lontano avessero scalato vicino, forse li avrebbe trovati. Allora, questi bambini vivevano dentro il monastero, ma voi sapete che dentro il monastero non c'erano gli elettrodomestici, c'erano le converse, gli inservienti che lavavano, che stiravano, perché gli elettrodomestici oggi sono i nostri schiavi domestici. Una volta bisognava proprio avere i servi in casa, di riempirsi al fuoco, i te scaldea, i te lavea il pavimento, i te lavea, i fea tutto. Allora, questi bambini nati da queste signore monacate per forza e che si tenevano d'amante, venivano sempre fatti passare per i figli delle converse, per i figli delle serve. Poi in realtà li manteneva la madre, ma bastardi erano, illegittimi erano, e ufficialmente erano i figli dei servitori del monastero, delle serve del monastero. La madre naturalmente li manteneva, lo sapevano tutti, sapete, ma l'importante non era che si sapesse, l'importante, come vi dicevo prima, era che non ci fossero eredi legittimi che potessero con le loro pretese intaccare il patrimonio di famiglia, che doveva passare intatto al primogenito o il maschio di famiglia destinato a sposarsi e a continuare il nome. Questa era l'unica cosa, poi tutti la sapevano la verità, tutti la sapevano. Il guaio per la monaca di Monza è che quest'altra minaccia di mettere nero su bianco che lei ha un figlio, che lei è l'amante, per questo che la ammazzano.
Ma volete che in un monastero non gli avesse vista qua passare a fiori? Lo sapevano tutti, ma la minaccia di mettere nero su bianco, è quello. Vabbè, ho risposto? Grazie. Perché Daniela ci ricorda il prossimo appuntamento. Se avete piacere di fare un salto dal tempo della Serenissima alla situazione che possono vivere le donne oggi, vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, sempre allo stesso luogo. Il titolo della serata è Donne sull'orlo di una crisi d'impresa. In realtà non si parlerà proprio tanto del problema impresa, quanto di vedere la crisi sicuramente come un momento difficile, ma anche come un'occasione e un'opportunità al cambiamento. Ci sarà la serata promossa dal Centro di Consulenza e dall'Associazione Amiche per la Pelle. Ci sarà la dottoressa Giomo che vi farà appunto l'introduzione sull'aspetto e sulle modalità con cui si possono affrontare le crisi. E poi Serenella Antoniazzi, non so se ne avete sentito parlare, che è quell'imprenditrice di Concordia Sagittaria che ha lottato come una leonessa per salvare la sua azienda, che racconterà la sua esperienza. È una donna veramente interessante e ammirevole, quindi se avete voglia e tempo vi aspettiamo. Grazie.